Gli itinerari del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con Promo Turismo FVG. Questa settimana vi vogliamo portare a scoprire un altro luogo bellissimo del nostro Friuli Venezia Giulia, che ha veramente molte modalità proprio per essere vissuto e scoperto attraverso quelli che sono i percorsi più belli. E insieme a Promo Turismo FVG abbiamo deciso di raccontarvi anche alcuni cammini che sono stati selezionati proprio per la loro bellezza unica, per l'aria che si respira, le emozioni che sanno regalare. Oggi vi portiamo in particolare lungo il cammino delle 44 chiesette votive delle valli del Natisone. Si tratta di un percorso straordinario che vi permetterà di scoprire proprio le bellezze della Slavia friulana, e a raccontarcelo insieme a noi c'è proprio il presidente della Prolocone di Schedolina delle valli del Natisone, che ha proprio progettato e ideato questo percorso, ed è Antonio De Toni. Buongiorno Antonio. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i suoi ascoltatori. Allora, partiamo proprio da questo percorso. Quali sono le caratteristiche tecniche del cammino delle 44 chiese votive? Quali sono i comuni che attraversa? Insomma, come lo possiamo affrontare? Quanto è lungo? Vogliamo sapere un po' tutte le caratteristiche. Sicuramente, però prima di iniziare una poesia che ci guida in questo cammino di Dino Menichini, nostro poeta. Ho imparato da te, dalla tua voce e dai tuoi occhi, dal tuo fermo passo, a sentirmi ogni giorno in armonia con ogni cosa, a farmi zolla e radice della nostra valle. Il Bellissime. cammino è un cammino, straordinario, lo definirei, perché inizia e termina a Cividale, al Museo Cristiano di Cividale. È lungo 184 chilometri, lo si percorre in 10 tappe, è tutto georeferenziato, tabellato, pulito, si può scaricare la traccia sui propri GPX di riferimento, sulle app che uno utilizza, e c'è una guida di 184 pagine, una cartina che descrive questo cammino e riporta questo cammino. I colori, il segnavia sono con il nostro logo del cammino e in più anche i colori giallo, bianco e giallo, perché noi parliamo di oro, legno e pietra delle nostre chiesette. Tocca i 9 comuni, compreso Cividale, e quindi delle valli del Natisone, e si può affrontarlo in qualsiasi stagione, un po' di attenzione quando c'è caldo, ma prevalentemente è stato tracciato all'interno del bosco. E si toccano tutte le ben 44 chiesette votive delle valli del Natisone. Abbiamo fatto riferimento a 2 dei nostri migliori storici che hanno descritto queste chiese, Giuseppe Marchetti e Tarcisio Venuti. Bellissimo, è un percorso veramente suggestivo e, come diceva, le vere protagoniste sono proprio queste chiesette votive. Ma cosa le rende così speciali e cosa si può scoprire visitandole? Allora, il luogo di partenza è intanto il Museo Cristiano di Cividale, perché lì è la nostra storia di cristianizzazione delle valli, quelle che abbiamo sempre considerato le barbari genti. Ma che cosa hanno di caratteristiche queste chiesette? È che sono la continuità culturale del mondo sloveno, della comunità slovena, del mondo slavo con il mondo latino. Perché questa continuità culturale? Perché le maestranze, sia quelle degli affrescatori, sia quelli del gotico fiorito, sia quello degli altari lignei, gli islati altari, provengono dalla nostra vicina Slovenia e che hanno portato tutta una serie di elementi caratteristici di quella che nasce come proprio l'inizio della Mitteleuropa, perché quel gotico inizia in Francia, arriva a Praga e attraverso la Carolingia arriva a Sofia Loca, e da Sofia Loca arriva a noi per merito di un grande mediatore culturale che è stato Clemente Neistat, che faceva da interprete per il mondo aquileiense, per il mondo germanico e il mondo slavo. E quindi le chiese rappresentano proprio queste, non solo un'identità culturale delle tradizioni e religiosa della nostra storia, ma anche questa, la conferma che noi siamo legati
a questo mondo e di cui noi siamo molto orgogliosi e lo vogliamo dire anche a chi viene a visitarci. Bello, infatti un mondo veramente affascinante, ma vogliamo anche, ricordare chi può affrontare questo percorso, per chi è indicato, se è indicato per tutti, anche per le famiglie, eventualmente quali possono essere le tappe, che vuole suggerire, quelle più interessanti, in quanti giorni si può affrontare. Allora, il cammino è fatto per tutti, nel senso che l'abbiamo proprio tracciato con dei professionisti che voglio citare qui, Angelo Sinuello e Marco Pascolino, e quindi è un cammino proprio pensato per tutti, per le famiglie e per i bambini, adulti, anziani, quindi è anche pensato per chi ha delle disabilità e quindi per chi ha delle disabilità può affrontarlo sicuramente, ad esempio posso fare riferimento agli ipovedenti. Bene, allora il cammino sono 10 tappe, ogni tappa termina in un posto che può essere un albergo, un agriturismo, un ostello, un rifugio e quindi c'è la possibilità, ovviamente tutto va prenotato e quindi va fatto una buona pianificazione. La terza tappa è quella un po' più difficile perché a 1200 metri di dislivello, però ci porta verso la nostra montagna simbolo che è il Mataiur e quindi lo si può fare diciamo abbastanza discretamente con un medio allenamento. Non c'è nessun pericolo di passaggi esposti, tutto viene quasi esclusivamente all'interno dei boschi e quindi in 10 giorni con 10 tappe si può affrontare il cammino. A questo abbiamo anche pensato quindi ad avere i timbri di fine tappa, la credenziale anche e quindi di consegnare la credenziale presso il nostro ufficio turistico Valli del Natisone a San Pietro al Natisone, che è presso lo Slovensky Multimedialno Okno a San Pietro, si può poi ricevere tutte le informazioni. Per chi viene c'è un ulteriore aiuto, che c'è 2 cellulari che rispondono sempre nel caso in cui le persone vogliono avere informazioni oppure vogliono anche durante il percorso c'è un problema, ci possono chiamare e noi siamo disponibili ad aiutarli. E quindi questo è una cosa positiva. C'è un sito, quindi 44chiesette.it, dove si può scaricare le tracce, avere le informazioni, avere anche i riferimenti appunto di quello che dicevo prima, sia i nostri riferimenti che di qualsiasi domanda, fatecela, chiedeteci, iscriveteci che noi vi rispondiamo per aiutarvi a fare questo cammino. È un cammino circolare, molto apprezzato nell'ambiente straniero perché arrivando sul Mataiur vediamo il cammino che dobbiamo ancora fare, ma arrivando a Castelmonte vediamo il cammino che abbiamo fatto e poi è circolare. Lo abbiamo voluto slow perché a Cividale si può arrivare con il treno, con il pullman, con la propria auto, lasciare la propria auto e cominciare a camminare verso le valli del Natisone. Secondo cammino registrato in Friuli Venezia Giulia ed è tra i cammini religiosi registrati presso il Ministero del Turismo a Roma. Benissimo, e allora che aspettate? È una bellissima occasione quella di scoprire questa parte della nostra regione veramente bella, affascinante, con queste storie da raccontare. Ricordo anche che per saperne di più potete visitare anche il sito turismofvg.it che poi vi reindirizzerà tutti i contenuti che insomma Antonio ci ha raccontato. Io ringrazio davvero per essere stato con noi Antonio De Toni, che è presidente della Prolocoli di Schedolina delle Valli del Natisone, ma che anche ideato e progettato questo bellissimo cammino per essere stato con noi. Allora ci ritroveremo in quei luoghi meravigliosi. Grazie. Grazie a voi e grazie ai vostri ascoltatori e vi aspettiamo qui, veramente, vi aspettiamo con il cuore. Grazie. Gli itinerari del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con Promo Turismo FVG. Un viaggio attraverso il Friuli Venezia Giulia scoprendo gli itinerari outdoor. Sia in bici o a piedi, lasciati trasportare dalla bellezza di paesaggi unici. Consulta gli itinerari al sito turismofvg.it.